Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City Plus. Ciao Massimo. Ciao Marco, questa puntata speciale è dedicata al maestro Franco Piersanti, che il mio caro amico Marco Testoni ha intervistato dal vivo durante, anzi prima e dopo il concerto avvenuto all'Università Tor Vergata a Roma 3, un evento concertistico dedicato alla figura di Ennio Morricone e non solo, anche di Nino Rota. Evento concertistico con la Roma Sinfonietta, l'orchestra con cui ha suonato e ha realizzato tantissime colonne sonore, tantissimi live e messo Morricone per l'appunto, e dal figlio Andrea Morricone, che ha realizzato e ha eseguito per la prima volta alcuni pezzi inediti, e dal maestro Franco Piersanti, che è stato per tantissimi anni elogiato dal maestro Morricone, e quindi tra i due c'è una grandissima stima non solo compositiva. Ma raccontaci un po' meglio cosa ci svelerà e cosa ci racconterà nello specifico il maestro Piersanti. Beh, guarda, tu prima hai parlato di Rota, tanto per cominciare, essendo Piersanti stato assistente di Rota, in questa occasione ci parlerà di cose molto interessanti relative alla visione di Rota della musica. Molto, molto brillante la definizione che ebbe a dire della scuola di Vienna, della dodecafonia Rota, insomma, due mondi molto distanti tra di loro. Quindi da una parte c'è questo ricordo di Rota, ma dall'altra parte, come dicevi tu Massimo, ovviamente protagonista è la musica di Ennio Morricone, e questo rapporto che aveva lui di profonda stima umana oltre che musicale con Morricone, di cui peraltro ci aveva parlato già nella nostra precedente intervista che abbiamo fatto con lui. Quindi che dire, andiamoci a sentire, caro Massimo, l'intervista a Franco Piersanti su Soundtrack City Plus. Alla prossima. Alla prossima.
Allora, con il maestro Piersanti siamo qui all'omaggio a Ennio Morricone all'Università di Roma Tor Vergata. Come si è arrivati a questa selezione che è un po' un mix appunto tra brani dedicati a Morricone, brani originali suoi e via dicendo? Come è stata operata una selezione con un... Ma il criterio è semplicemente prima di tutto quello degli organici disponibili, ovviamente erano delle cose da camera abbordabili, quindi c'era questo pezzo di sax, di 4 sax piuttosto bello, e poi questa metamorfosi di Violetta, il quartetto e clarinetto, e era in programma di vero questi esercizi per archi, per 10 archi, ma poi è risultato purtroppo complicato, è un pezzo molto bello, molto particolare degli anni 90, difficile, quindi io trovo a disposizione preferito, anche perché forse era veramente un pezzo impegnativo che, come dire, metteva un peso diverso su tutto quanto il concerto. E le altre cose sono così, chiamiamo di occasione, certamente quello molto piccolo e semplice era una candelina, no? Ennio compì 90 anni, 90 e l'altro ha coinciso con, per me almeno, con 2 musicisti così significativi nella mia vita, non sono stati appunto Ennio e Rota. Quindi non dico che ho saltato nessun debito, non c'avevo nessun debito particolare, però ha un senso di gratitudine e di gioco che mi sembrava. Oltretutto la cosa singolare è che con Ennio negli anni 90, che c'erano ancora i fax, non c'erano le mail, ci si mandavano gli anagrammi a vicenda col fax, alle 6 di mattina ci davamo dei nomi, chi trovava il nome più buffo o particolare sui nomi di personaggi anche che conoscevamo, no? E quindi questo degli anagrammi è un gioco che c'era... Insomma, sì, un gioco soprattutto per un uomo come Ennio che amava gli scacchi, amava tutta l'arte combinatoria, tutti i giochi appunto di parole, insomma. Senti, ma invece questi 3 brani dedicati invece a Nino Rota, sull'anagramma di Nino Rota, che sembra una componente ludica, la vede questa componente ludica? Insomma, basta sentire il sorriso che c'è sempre nella sua musica, sì, quello che per anni in qualche modo è sempre stato preso per una sorta di leggerezza, di infantilismo, in realtà aveva una verticalità Rota piuttosto considerevole. E il fatto che ha attraversato con grande coraggio gli anni più tosti della musica contemporanea, quella proprio sperimentale, facendo sempre il sorriso appunto. Non era facile in quegli anni essere Rota con quello che succedeva intorno alla musica sperimentale, no?
qualcosa di Rota rispetto a quella musica sperimentale che c'era? Guarda, sì, io quando stavo con lui, insomma, parlavamo spesso, ovviamente non c'era tanto da dire, però per me, che ero ancora al conservatorio, anche se alla fine erano degli shock, così come per tanti altri, ascoltare, sai, i primi concerti di Stockhausen, mi ricordo ancora al conservatorio 75, di Nono, cioè musicisti oggi ovviamente amati in qualche modo, comunque ricollocati da uno che allora, come me e tanti altri, cercavano un linguaggio, e quel linguaggio lì certamente li metteva profondamente in crisi. Ho un compositore, un musicista come Rota, così con grande fede nella tradizione. C'era questa battuta stupenda per cui la dodecafonia diventava i 12 cafoni, e quindi c'era sempre i 12 cafoni, cioè, come se fossero delle persone che arrivavano e che scompigliavano tutto. Quindi diciamo che la scuola di Vienna non era tra i suoi... No, la scuola di Vienna erano i 12 cafoni. Direi che con questa chiusura, grazie, grazie.